pensavamo di aver costruito un piano che consentisse comunque di rientrare nel debito in maniera celere, ordinata, con un'amministrazione oculata. Queste speranze insomma, si sono rivelate infondate, per cui insomma, prendiamo atto della sentenza, aspettiamo di conoscere le motivazioni. Il primo atto che la Commissione Perfettizia dovrà approvare sarà la presa d'atto della sentenza e la dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente. Una decisione, quella della Corte dei Conti, che ha bocciato il piano di rientro dalla situazione debitoria in cui si trova il comune di Lavagna, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai commissari che in questi ultimi 2 anni hanno guidato le sorti dell'amministrazione comunale, chiamati in causa per debellare le infiltrazioni della malavita che avevano portato allo scioglimento del Consiglio. La Commissione si è trovata ad affrontare un altro, non meno importante scoglio che gravava sul futuro della cittadina. Il piano di rientro elaborato, con il quale il comune avrebbe cercato di ripagare con il tempo tutti i debitori, non ha ricevuto però il via libera. Dichiarato il dissesto, una commissione del Ministero prenderà in mano la situazione contabile dell'ente, affiancando gli uffici, calcolerà la massa passiva e sulla base della disponibilità residua avvierà il pagamento dei creditori. Per i prossimi 5 anni le aliquote comunali resteranno ai massimi, mentre con il piano di rientro a partire dal 2021 avrebbero potuto iniziare a scendere. Detto questo, per i cittadini le cose non cambieranno più di tanto, i servizi saranno comunque garantiti. Dal punto di vista finanziario, il futuro sindaco avrà margini di manovra limitati, ma potrà ripartire da zero senza portarsi dietro il pesante fardello accumulato in questi anni. Rispetto alla situazione che c'è stata insomma, nel recente passato, attualmente il Comune ha una disponibilità di cassa importante, non ricorre più all'anticipazione di cassa, per cui insomma, si potrà far fronte agli impegni ordinari per la gestione dei servizi essenziali. Per quanto riguarda invece il discorso dell'organico dell'ente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, non ci saranno esuberi e mobilità passive, in quanto a riportare la situazione alla normalità ci hanno pensato i pensionamenti. Al momento la pianta organica, al netto dei pensionamenti che ci saranno nel prossimo futuro e di alcune mobilità che già sono state autorizzate, dovrebbe essere è composta da 82 persone, per cui c'è diciamo, la concreta possibilità che insomma, non ci siano posizioni di esubero.